La violenza appartiene a chi ha paura, molto più forte è chi difende la sua idea. Semina pace e lotta per una vita che sia più giusta, più diversa. Una nuova meta. È giunto il tempo di far sentire la propria voce. È giunto il tempo di specchiarsi nella luce. Non ci sarà più posto per chi parla di pace, ma nel segreto la distrugge e uccide la sua voce. Donne e bambini, uomini veri, stanno arrivando da tutti i sentieri. Non resterà più neanche un solo respiro di ogni loro vuoto, di ogni loro fiato. Donne e bambini, uomini veri, stanno arrivando con i velieri dai mari, spinti dal vento, spine nel fianco, a cambiare la rotta verso un nuovo mondo. Ogni uomo ha un suo proprio universo, un destino, un posto in questo mondo, ma ciò che ci unisce è il sogno di vedere il fratello abbracciare il fratello. Da ogni parte stanno arrivando, in ogni cuore stanno bussando, con le lacrime agli occhi per le perle assassinate dai signori che senza vergogna bruciano vite. Donne e bambini, uomini veri, stanno arrivando da tutti i sentieri. Non resterà più neanche un solo respiro di ogni loro vuoto, di ogni loro fiato. Donne e bambini, uomini veri, stanno arrivando con i velieri dai mari, spinti dal vento, spine nel fianco, a cambiare la rotta verso un nuovo mondo. Se vuoi cambiare davvero, non buttare le tue parole nel vento. Ce ne sono già troppi che sputano in silenzio, ce ne sono già troppi che vivono nel rimpianto. Se vuoi lasciare un solco profondo, prendilo per mano e abbraccia il tuo sogno. Non ti curare di chi bestemmia il suo fango. La terra appartiene a chi coltiva il suo campo. Donne e bambini, uomini veri, stanno arrivando da tutti
sentieri, non resterà più neanche un solo respiro di ogni loro vuoto, di ogni loro fiato. Donne e bambini, uomini veri, stanno arrivando con i velieri dai mari, spinti dal vento, spine nel fianco, a cambiare la rotta verso un nuovo mondo.